Inutile avere i delinquenti e mantenerli nelle nostre celle. Appoggio Luigi Brugnaro, ma con un distinguo. Se il sindaco di Venezia continua a portare avanti la sua idea di sicurezza e decoro, il governatore Luca Zaia è chiaro. I responsabili delle violazioni al decoro e alla tranquillità dei cittadini dei centri storici non devono pesare sui costi delle amministrazioni. Sullo sfondo c'è la battaglia dei sindaci per avere più potere di azione contro spacciatori, ubriachi molesti, vandali. Il nuovo decreto Minniti dà la possibilità di utilizzare dei DASPO, come nelle manifestazioni sportive, allontanamento dal territorio per chi viene bloccato. Ma Brugnaro vuole andare oltre, lo dimostra il progetto di legge presentato assieme al deputato Andrea Causin. Più poteri ai sindaci, anche quello di sbattere in cella per una notte i responsabili. Un buon deterrente, secondo il primo cittadino di Venezia, che fin dall'inizio del suo mandato ha iniziato una crociata personale contro il degrado in laguna. Per il presidente della regione una battaglia giusta, ma deve essere fatta chiarezza. Chi delinque sì, deve andare in cella, ma a casa sua, nel senso che deve ricordarsi da dove è venuto e magari far chiudere i beni accordi a livello internazionale e fare in modo che se tu sei un cittadino del mondo torni in cella a casa tua.